Allora, in merito a questa mozione, al dibattito che si è svolto in Aula un po' in diverse occasioni, siamo arrivati alla conclusione che, alla luce dei gravi danni riscontrati nei territori interessati dalle servitù militari, e non solo, un po' in tutto il territorio sardo, sia a livello di terra, di mare e di aria, danni ormai accertati da una ricca documentazione ufficiale, che ha evidenziato i rischi ambientali e sanitari, e un problema enorme che riguarda poi la mancata bonifica di questi territori. Per cui attualmente tali danni sono stati anche così verificati e confermati dalle indagini della stessa magistratura. Oggi si pone un problema assolutamente urgente, che è quello, in base anche al principio di precauzione che è contemplato dal diritto internazionale, di sospendere urgentemente tutte le esercitazioni militari nel nostro territorio, ed è questo il principio che praticamente sostiene che, ove vi siano gravi minacce di danno serio e irreversibile, la stessa assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione e quindi legate alla degradazione ambientale. Quindi la necessità di provvedere a interventi urgenti a sostegno finanziario del territorio e delle popolazioni gravemente interessate, soprattutto in questo periodo, dopo le scelte della magistratura di allontanare dai territori del Salto di Quirra i pastori, quindi gli allevatori, con i loro allevamenti. Questo chiaramente determina una ripercussione gravissima sulle economie tradizionali locali, di fronte al quale la Regione è assolutamente chiamata a intervenire, anticipando chiaramente il sostegno finanziario a questi settori dell'economia, a titolo, ci teniamo molto a sottolinearlo, anticipatorio, perché questo è compito dello Stato italiano e quindi della Difesa, assumersi la responsabilità di sostenere le economie danneggiate proprio dal loro intervento militare in questo territorio. E quindi si pone un problema importante, che è quello di aprire un'avvertenza contro lo Stato italiano per i danni prodotti sino ad oggi in questi 50 anni di uso del nostro territorio, un uso che è stato particolarmente violento. Come sappiamo, in 50 anni diversi Stati, diverse industrie belliche e diversi privati sono venuti a sperimentare all'interno dei poligoni in Sardegna armamentari da guerra, a distruggere tutto quello che avanzava proprio sul piano delle armi anche alla fine della guerra fredda. Ma come ben sappiamo, le esercitazioni sono continuate anche dopo, per cui noi chiediamo appunto che si apra questa avvertenza contro lo Stato italiano e che si assuma le responsabilità, sia dal punto di vista della chiusura, quindi cessazione delle esercitazioni, chiusura dei poligoni. Automaticamente chiediamo che tutti questi territori vengano sottoposti a interventi di bonifica ambientale e quindi con un processo di rinaturalizzazione territoriale. Chiediamo un monitoraggio sanitario che sia serio e trasparente e che non sia come i soliti monitoraggi portati avanti, condotti in questi anni, poco attendibili e poco trasparenti, dove in diverse occasioni abbiamo visto che praticamente la Difesa, che era quella deputata a portare avanti le indagini sanitarie, erano contemporaneamente controllori e controllati. Quindi
Chiediamo, fra l'altro, proprio alla luce di quanto sta avvenendo in questo periodo ai danni dei pastori, la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi l'Università, le ASL, i comitati di cittadini ed esperti del settore, esperti che siano chiaramente riconosciuti dalla comunità, e valutare quindi perché valutino la situazione economica in questi territori proprio a seguito dei provvedimenti che sono stati adottati dalla magistratura. Grazie, ho terminato.